La CGIL di Agrigento esprime la propria ferma e incondizionata condanna per quanto sta accadendo in Palestina, dove è in corso un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione civile. Bambini, donne e uomini innocenti, affamati, assetati in fila per un sorso d'acqua, un pugno di farina, vengono uccisi sistematicamente in una escalation di violenza e disumanità che non può lasciarci indifferenti. È nostro dovere, afferma il segretario provinciale della CGIL Buscemi, come sindacato e come cittadini, alzare la voce contro l'orrore e contro l'ingiustizia. Per questo motivo condanniamo con fermezza l'operato del governo israeliano, che continua a portare avanti operazioni militari indiscriminate nella totale violazione del diritto internazionale e dei più elementari diritti umani. Allo stesso tempo non possiamo rimanere in silenzio di fronte all'inspiegabile inerzia del governo italiano. Il silenzio della Presidente Meloni e l'intero esecutivo, incapace anche solo di esprimere una parola di condanna nei confronti di questo massacro, è un silenzio complice e vergognoso. Facciamo appello, continua Buscemi, al governo italiano affinché riconosca ufficialmente lo Stato della Palestina, si schieri senza ambiguità dalla parte del diritto, della pace e della dignità umana. La pace non si costruisce con le bombe, ma con la giustizia, la verità e la solidarietà. È il momento di agire, di mobilitarsi, di dimostrare che non tutti restano a guardare. La CGIL di Agrigento il 30 luglio nei propri locali presenterà un video testimonianza di quanto sta succedendo nella Palestina alla presenza di una giovane palestinese che porterà la propria esperienza di vita vissuta sotto le bombe israeliane. Contestualmente sarà rilanciata la sottoscrizione a favore della campagna per Gaza, POSSO, della cooperazione internazionale Sud-Sud, CIS. Possiamo contribuire attivamente inviando aiuti umanitari attraverso un IBAN, cooperazione internazionale Sud-Sud, con la causale Gaza, POSSO, sostenendo concretamente la popolazione di Gaza.